Un'interessante iniziativa si svolgerà venerdì 15 presso il Polo Universitario, ecco, ce ne parlerà direttamente l'interessata. Ho il piacere e l'onore di invitarvi questo venerdì 15 novembre alle ore 18 presso il Polo Universitario nell'Aula Magna, a un incontro che ho voluto fortemente, incontro che vedrà come relatori due grandissimi genitori, grandi io dico genitori con la G maiuscola, sono papà Gianpietro Ghidini e mamma Carolina Bocca, due persone accomunate da un grande dolore, l'uno per la perdita del figlio in seguito all'assunzione di una sola volta di droga, mentre Carolina Bocca è una donna che ha subito il dolore di un calvario passato insieme al figlio, che rimane vittima di droga, quindi diventa tossicodipendente alla sola età di 13 anni e per 7 anni affronta questo calvario e fortunatamente riesce a superarlo, quindi anche un messaggio di speranza. Questo incontro è importante, io vi invito tutti a venire perché è un'opportunità per noi genitori, per i formatori, per gli adolescenti e tutti quanti. La mattina sarà rivolto agli studenti di tutti i licei, degli istituti superiori, mentre il pomeriggio dedicheranno la loro esperienza, la condivideranno con tutti noi genitori affinché possa esserci d'aiuto. Non è una classica testimonianza, è la testimonianza di due persone che sono uscite a superare questo grande dolore, vogliono condividerne l'esperienza, ma soprattutto è un messaggio di speranza, è un messaggio di condivisione, perché vogliono fare in modo che la loro esperienza possa essere di aiuto a tutti i genitori e a tutti gli adolescenti. Quindi io mi rivolgo non solo a coloro i quali hanno problemi di questo genere, ma anche, forse anche soprattutto ai genitori e a tutti i ragazzi adolescenti, perché è un periodo veramente critico e tutti noi genitori, figli e adolescenti sicuramente lo sappiamo. Quindi ancora una volta vi aspetto venerdì, spero che veniate numerosi, perché questa è sicuramente una grande opportunità. Grazie. Ricordiamo dove? Quindi venerdì 15 alle 18 presso il Polo Universitario di Agrigento.